Eccoci qua, cari telespettatori, un'altra intervista, altri approfondimenti, altre questioni molto importanti e ai noi ci riguardano molto da vicino e sono delicate, però per fortuna che ci sono loro, tra virgolette i supereroi, le associazioni di consumatori, e allora abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Giovanna Capuzzo, Presidente Federconsumatori del Veneto, grazie di essere ritornata. Grazie a voi, buonasera. Ben ritornato Sergio Taurino, invece Presidente ADOC Veneto, grazie. Grazie a voi. Alcuni telespettatori ci hanno scritto come mai associazioni di consumatori diverse che sono insieme e chi di voi risponde? Così diamo una risposta live. Giovanna. Beh, potrei iniziare io. Allora, diciamo che il sodalizio tra Federconsumatori ed ADOC è una collaborazione di vecchia data. Di fatto noi abbiamo avuto la fortuna, grazie ai progetti prima regionali poi ministeriali, di avere occasioni insomma di collaborazione. Di fatto poi le nostre associazioni di consumatori hanno bene o male i medesimi valori, i stessi principi che ovviamente li uniscono e pertanto ovviamente abbiamo ritenuto opportuno, come si suol dire, unire le forze e dare ovviamente al consumatore la maggiore tutela possibile. Maggiore tutela perché sia noi di Federconsumatori sia noi di ADOC siamo ovviamente presenti in maniera capillare sul territorio del Veneto e quindi i consumatori possono a noi rivolgersi per avere ovviamente informazioni, assistenze e consulenze su tutto quello che può riguardare ovviamente il cittadino, consumatore, utente, risparmiatore, comunque il cittadino diciamo in tutto quello che lo può riguardare nella sua vita quotidiana. C'è un progetto di cui abbiamo parlato, lo ribadiamo, che vi vede sempre uniti partner insieme alla Camera di Commercio di Padova, tra le altre cose, perché i cittadini devono essere protagonisti anche nel mondo nel complicato mondo del web, vero? Sì, beh, come diceva Giovanna, proprio questo progetto ha avuto come finalità quello di creare sinergia tra le nostre due associazioni, perché siamo gli ultimi rimasti, penso, ormai siamo resilienti. Non diciamolo con questa voce. No, gli ultimi rimasti, nel senso parlo di per avere sedi, per avere opportunità, per dare anche opportunità ai consumatori finali, anche a quelli più svantaggiati, di poter accedere a certi servizi e anche avere certi tipi di informazione. Abbiamo creato una corsia preferenziale in questi mesi, da giugno fino a novembre. Adesso dovremo chiudere ahimè il progetto perché chiude proprio oggi, dovrebbe chiudere, in cui abbiamo dato questa corsia preferenziale creando degli sportelli dedicati, 2 sportelli per quanto riguarda i Federconsumatori, 2 sportelli per ADOC, chiaramente dividendoci le zone in macro aree. Abbiamo diviso Padova come Padova Centrale, sia Federconsumatori e ADOC, che hanno 2 belle sedi molto rappresentative e anche ben guidate. E poi dopo ADOC ha preso la Padova Nord, quindi Cittadella, la sede di Cittadella, e invece Federconsumatori ha preso Monselice. Perfetto. Quindi Padova Sud. Certo. Abbiamo cercato di creare, di dare un valore aggiunto. Ecco, quello che volevo dire è che Giovanna, chiaramente con molto fair play, ha detto ci conosciamo da tempo. Io dico che ci siamo incontrati, ho fatto al conto oggi 15 anni fa. L'ho incontrata, non la conoscevo, me l'hanno presentata e da allora secondo me è scattato anche quella molla. Prima c'erano le varie associazioni che non erano neanche in competizione, però ognuna aveva diciamo, le sue ragioni, anche sociali, e quando ci siamo resi conto, frequentandoci con i progetti regionali, e abbiamo visto che poi dopo facciamo più o meno lo stesso tipo di intervento, eccetera. L'unione fa la forza sostanzialmente. Sì, beh, la sinergia. Poi con Federconsumatori abbiamo trovato un terreno fertile, perché loro sono molto più rappresentativi, lo erano e lo sono, e penso che lo saranno ancora, i più rappresentativi non solo in Veneto ma anche in Italia come associazione, per cui ben venga le sinergie, anche se io accetto anche qualsiasi tipo di come dire. L'importante è lavorare insieme. Perfetto, e cercare di portare risultati. Ecco, allora, arriviamo al dunque della questione. Aumento dei prezzi e delle tariffe. Questa è una delle problematiche molto molto stringenti. Ancora non è stato percepito nella sua portata, perché tanti ci hanno anche scritto dicendo ci state parlando di questo problema ma ancora non è ben percepito. Cosa c'è da aspettarsi? Cosa avete fatto voi come associazioni? Allora, diciamo che effettivamente è vero che gli aumenti non si sono percepiti in maniera pesante, così come ci si aspettava,
ma anche perché dobbiamo dire ed ammettere che insomma c'è stato un pronto intervento da parte del governo che ha in qualche modo calmierato e abbassato quelle che potevano essere le ricadute molto pesanti, soprattutto sul consumatore finale. E sappiamo tutti che ovviamente in questo ultimo trimestre dell'anno c'è stato un forte aumento per quanto riguarda i costi dell'energia, quindi elettricità e gas, che avrebbero potuto impattare in maniera decisamente importante, soprattutto in una situazione complessa e delicata come questa che stiamo ancora attraversando, che è ovviamente quella relativa insomma, alle conseguenze e alle ricadute che la pandemia purtroppo sta portando anche sul portafoglio di molte famiglie. Di fatto gli interventi del governo, che tra l'altro oggi, in questi giorni, insomma, il governo intende anche riprendere e ripristinare con nuove iniziative, ha fatto sì che insomma, con una contribuzione molto importante, diciamo, le ricadute negative sulle bollette venisse ovviamente diminuito quanto più possibile. Si è intervenuto quindi per quanto riguarda la tassazione delle materie prime, quindi per chi ha occasione, e invitiamo a farlo, insomma, di aver ricevuto le bollette della luce e del gas, vedrà che insomma delle voci sono diverse rispetto a quelle del precedente trimestre o comunque della precedente bolletta. L'intervento è stato abbastanza importante perché si è abbassata ovviamente l'IVA, alcune accise sono state abbassate e quindi in effetti diciamo che le ricadute si sono sentite in maniera un po' meno pesante. È indubbio però che noi abbiamo già verificato l'aumento dei prezzi su anche alcuni beni di prima necessità, è salito il costo della farina per esempio e anche alcune materie prime, anche l'acciaio per quanto riguarda insomma il comparto dell'industria abbiamo visto che ha avuto un forte aumento soprattutto in proporzione all'anno precedente. Di fatto sono delle ricadute che ovviamente sono automatiche perché aumentando di fatto appunto il costo dell'energia, tutto l'indotto che ovviamente è collegato all'utilizzo di queste fonti, perché luce e gas servono anche alle industrie per produrre ovviamente i loro beni, in qualche modo avranno delle ricadute e hanno ancora delle ricadute. Quindi le persone devono aspettarsi che purtroppo qualcosa succederà. E quindi assumere degli atteggiamenti conseguenziali. Assolutamente di prudenza. Noi abbiamo sentito alcuni soggetti, ovviamente attività, che stanno già prevedendo degli aumenti almeno ad inizio anno, quindi mentre adesso magari alcuni fornitori riescono ancora a ovviamente rifornire i venditori utilizzando magari anche i beni che erano già stati prodotti prima degli aumenti, oggettivamente adesso dovendo produrre e stando appunto agli aumenti che ci sono stati, ai rincari relativi all'energia, quello che verrà prodotto e distribuito sicuramente nel prossimo anno molto probabilmente avrà dei costi più alti rispetto adesso. Ai noi. Poi c'è stato c'è stati gli sconti dovuti al Black Friday, la settimana ancora magari in corso, altre offerte particolari, acquisti di beni dell'elettronica, che quelli sembreranno un pezzo forte anche per il periodo natalizio, in cui voi delle associazioni di consumatori avete detto attenti, fate attenzione perché non è oro tutto quel che luccica, bisogna porre attenzione insomma. Sì, sono già diversi anni che le associazioni dei consumatori stanno cercando di sensibilizzare il consumatore finale, si propongono dei vademecum, ma io sono stato sempre un po' contrario ai vademecum perché la gente poi dopo, quando, non ti ascolta neanche. Quando va a fare shopping, no? Si innescano dei meccanismi anche psicologici, come dire, e anche di rilassamento che poi provocano effettivamente quelle reazioni, quei danni che magari poi dopo noi registriamo, che sono chiaramente non solo la scarsa attenzione ai saldi, ai prezzi prima dei saldi e durante i saldi, eccetera, ma sembra che si scateni quasi psicologicamente qualcosa scatta nella mente delle persone che nel momento in cui vanno a fare sto Black Friday, io ho fatto un giro velocissimo venerdì sera per vedere un attimino l'ambiente, la gente esce e compra anche magari beni di cui forse ne avrebbe fatto anche a meno. Ecco. Di non farsi tentare troppo, perché poi abbiamo il lamento dell'altra parte che bisogna far fronte, invece le bollette, le cose che bisogna pagare, quindi si spendono troppi soldi. Perché la cultura, io sto cercando anche di portare avanti un discorso e poi lo porteremo anche in Camera di Commercio, ma anche con Giovanna ne parleremo, quella degli acquisti consapevoli.
no? Di non farsi prendere dalla foga, foga dello shopping, e anche per quanto riguarda invece quello che mi interessa di più, che sono i servizi, visto che stiamo parlando di aumenti dell'energia e quindi di luce e gas, anche delle nostre abitudini. Le abitudini alimentari, le abitudini energivore, le abitudini, gli sprechi che si succedono ogni giorno e che registriamo, perché se guardi poi dopo i telegiornali abbiamo sprecato tonnellate e tonnellate di beni alimentari, abbiamo sprecato, e poi ci sono quelle piccole accortezze, quei piccoli accorgimenti che potrebbero anche nel piccolo, tanti pochi, mio papà diceva tanti pochi fanno assai, lui parlava da meridiano assai, diceva una volta, ecco, avere quell'accortezza e quel modo anche di affrontare, di essere anche un consumatore, come dire, consapevole ma anche coscienzioso, perché ogni piccolo nostro gesto sicuramente a livello, diciamo, provinciale, regionale, nazionale, eccetera, si ridonda anche in un benessere per tutti, al di là del fatto che poi dopo, quando succede come in questo periodo, che rincara in maniera diciamo anche molto imbarazzante, certi momenti rincarano prezzi e tariffe, allora bisognerebbe incominciare a dire, beh, cosa posso fare io cittadino consumatore? Posso incominciare già a regolare il mercato, perché il mercato è domanda e offerta. Quando sono andato a studiare mi dicevano domanda e offerta si bilanciano, per cui sono io che creo la domanda. Alla fine è il consumatore che crea la domanda, per cui forse un mio atteggiamento forse più consapevole, più cosciente, meno foga e più raziocinio, forse incomincerebbe a far pensare anche a chi vende, a chi produce, no? Che c'è un protagonista anche dall'altra parte. Io che non subisce. Giuro che da 15 anni che faccio questo lavoro ho sempre sentito il consumatore non come protagonista, ma sempre come colui su cui ricadono tutte le azioni degli altri. No, bisogna cominciare a diventare protagonisti anche del proprio destino, delle proprie azioni. Ecco, cominciando con le buone abitudini. Giovanna giustamente ha parlato prima del governo. Io ho sentito adesso a mezzogiorno che Draghi ha detto anche che il governo sta pensando a misure per gli incapienti per quanto riguarda l'aumento prezzi e tariffe delle bollette, eccetera. Ecco, da questo punto di vista, esatto, sì, prego. Situazione di persone che non hanno possibilità economica, perché poi abbiamo visto anche il discorso degli scaglioni di revisione, no, degli scaglioni di reddito, IRPEF, eccetera, che facendo due conti, delle simulazioni, eccetera, risulta che non avvantaggiano chi si trova in difficoltà economica, ma forse chi ha qualcosa in più. Sì, diciamo che c'è stata una considerazione forse del ceto medio, valutata forse in maniera non proprio propria, come si suol dire. Effettivamente dalle ovviamente proiezioni che sono state fatte si comprende che comunque le iniziative di cui si necessitava per i soggetti più vulnerabili, che effettivamente hanno bisogno di interventi ben più strutturati, tra l'altro, quindi non una tantum, ma che vadano ovviamente ad esistere nel lungo termine e che siano ovviamente molto più importanti, perché stiamo parlando insomma di persone che fanno proprio fatica ad arrivare non solo a fine mese ma a metà del mese, e tra l'altro le situazioni che si presentano attualmente, anche laddove appunto si dovessero mantenere, per esempio sempre restando in ambito dell'energia, gli attuali insomma bonus che sono previsti, non sono comunque sufficienti proporzionatamente ovviamente agli aumenti cui si dovrà far fronte nelle bollette. È chiaro che secondo noi, insomma, secondo le associazioni dei consumatori, ma ovviamente anche secondo altri soggetti che si occupano ovviamente in maniera importante sul sociale, è importante insomma che il governo veda in maniera un po' più come dire cospicuo l'apporto economico che vorrà dare soprattutto a favore delle fasce più vulnerabili, che purtroppo sono sempre più in aumento. Esatto, infatti questa è un'altra cosa. Si parlava se ne è parlato anche in passato, di ruolo delle associazioni di consumatori, di educatrice, di educatori, sì, educatori dei cittadini, perché parliamo per esempio con gestori di energia elettrica, dicono tante volte i cittadini sono incapienti quasi,
però hanno un consumo energetico spaventoso e non se ne rendono neanche conto, utilizzano mezzi energivori in modo spropositato, 3 televisori in casa, il computer attaccato, televisore, addirittura frigoriferi con freezer, per fare un esempio nella cosa più banale, che magari se uno ci riflette, caspita, se guadagni anche poco, attenzione che hai tutti questi strumenti che ti consumano energia. Questo è un caso, ma educazione anche in senso lato al consumo consapevole, forse bisognerebbe anche farlo anche per le nuove generazioni che escono dalla famiglia abituate a tutto e poi si trovano a fare i conti con qualcosa che non tocca. Sì, assolutamente, di fatto è cambiata anche un po' la visione e il modo di agire delle associazioni, mentre prima erano semplicemente di intervento relativamente a un problema, adesso un po' tutte stiamo cercando di agire nella prevenzione, ed è chiaro che prevenire un problema vuol dire innanzitutto conoscerlo e far sì che appunto il consumatore, che possa poi eventualmente incappare nelle eventuali problematiche, possa avere ovviamente degli elementi di conoscenza tali e per evitare il problema o eventualmente per poterselo risolvere in autonomia. E quello che noi stiamo cercando di fare, abbiamo fatto soprattutto in quest'ultimo anno, è puntare molto sulla formazione e sull'educazione rivolta a tutti, a tutte le fasce d'età. È importante che quindi il consumatore, sia quello che sarà il consumatore del futuro, quindi dal bambino all'adulto, all'anziano, possano avere ovviamente in relazione alle proprie capacità e proprio livello di comprensione dei messaggi corretti e delle informazioni corrette, in modo tale effettivamente da dare delle informazioni di base. Per quanto riguardava in effetti anche il consumo, noi dovremmo anche cambiare un po' culturalmente il nostro approccio con il consumo. Già la parola consumo di per sé non è positiva, perché ha un'accezione ovviamente negativa, perché sembra quasi che appunto qualsiasi cosa che si utilizza poi vada a consumarsi e vada a utilizzare in maniera a volte anche impropria. Noi dovremmo però, soprattutto in questa situazione in cui c'è anche una grossa crisi di reperimento delle risorse di qualsiasi tipo, pensare un po' di più all'ottica del riuso e all'utilizzo effettivamente necessario, molte volte soprattutto spinti anche dalla pubblicità, dalle promozioni e anche da questo Black Friday, veniamo spinti anche ad acquistare prodotti, beni, a volte anche servizi di cui non abbiamo effettivamente la necessità. Però questa, diciamo, è una cultura che deve entrare sia in chi acquista ma anche in chi produce. Noi per esempio vorremmo far sì che per esempio molti venditori di soprattutto beni elettronici pensino di più ai prodotti rigenerati piuttosto che a quelli di nuova produzione e nuovo utilizzo, in modo tale da poter utilizzare effettivamente fino alla fine tutto il materiale, tutti i beni che possono essere effettivamente poi utilizzati con le stesse finalità. Io avrei bisogno di dire una cosa, perché Giovanna mi ricorda, venendo su da casa, la mia carissima compagna mi chiede il caricabatterie. Abbiamo lo stesso, come si dice, la stessa marca, uno magari dell'anno scorso, quella di quest'anno, il telefono, il caricabatterie non è uguale. No. Ma poi si era già parlato, no? Di caricabatterie universale, no? No, ma voglio dire, no? L'Europa l'ha detto 4 anni fa che bisognava che le compagnie dei terminali di telefonia almeno si mettessero d'accordo di fare un solo alloggio per il caricabatterie, ma anche quello. E poi dopo, quello che mi piace di più, visto che anche la mia situazione di consumatore, come dicevo, le abitudini, no? Proprio su questo forse bisogna lottare tanto. In Camera di Commercio adesso con questo progetto stiamo cercando di entrare anche nell'orbita diciamo delle piccole e medie imprese, perché bisogna educare anche loro principalmente, perché gli energivori sono le grandi aziende, le piccole e medie aziende, quelli che veramente il consumatore, il pensionaticchio che ha la casetta col frigorifero eccetera, va bene, ma pensiamo a gente che ha una piccola impresa, che ha il capannone, che ha. E qui ci dedichiamo un capitolo a parte. Dedichiamo anche un capitolo su questo. Però io dico, le piccole abitudini sono quelle più buone. Io per esempio mi sono dato da solo l'esempio e comincio a fare la spesa al supermercato, perché mi piace andare al supermercato, anche perché controllo i prezzi, mi piace, ci vado dopo mangiato.
Perché sennò io sarei un accumulatore seriale di cibo che poi dopo sprecherei. No, non lo spreco perché lo mangio. No, assolutamente. Allora, su di me. Dedicheremo un altro capitolo perché ci sono altre tematiche che dobbiamo affrontare insieme ai nostri rappresentanti delle associazioni di consumatori, i presidenti che abbiamo avuto qua in studio. Seguiteci, restate con noi li salutiamo intanto. Grazie. Li ritroveremo con noi la prossima settimana. Voi restate con noi perché le interviste continuano dopo la pubblicità, tra poco.